Siamo col presidente di Ascopiave, Nicola Cecconato. L'Ascopiave sarà il primo operatore del Triveneto nel settore della distribuzione dell'energia, ma non verrà abbandonata tutta la commercializzazione della stessa. Esatto, infatti tutta l'operazione che stiamo portando a termine e rispetto alla quale abbiamo già firmato un accordo quadro con ERA, eh, mira a consolidarci su tutta la parte della distribuzione senza ovviamente tralasciare la vendita. Ecco, ripeto che saremo presenti nel ramo distribuzione con importanti acquisizioni su Padova, su Udine e su Pordenone, ma rimarremo comunque con un 48% di una grande realtà che verrà formata, che si chiamerà Est Energy, il 48% che si dedicherà ancora alla parte di commercializzazione. Dal punto di vista occupazionale invece non ci saranno variazioni, anzi acquisirete nuovi dipendenti dall'altra società che vi aiuta in questa collaborazione. Esattamente, acquisendo i rami di distribuzione degli ambiti che le avevo appunto accennato, acquisiremo 104 dipendenti che sono appunto delle sedi di Padova e di Udine in particolare e quindi le tutele comunque dei dipendenti rimarranno assolutamente confermate e inalterate, quindi tutti i trattamenti che attualmente spettano a tutti i dipendenti. Per quanto riguarda il patrimonio invece dell'azienda, a quanto siete arrivati adesso? Ecco, adesso abbiamo raggiunto un importante risultato, cioè abbiamo toccato 1 miliardo di euro, cioè vuol dire che in questi pochissimi mesi, cioè da quando abbiamo varato questa operazione, l'azienda capitalizza almeno 350 milioni di più.